dopo la prova d'approccio riservata ai gentleman con i nastri, si comincia con la prima prova del Tommaso Grassi Award 2023, il Super Frustino. Sono purtroppo due ritiri, Excellent Ban Andrea Farolfi e Lettera KR Mario Minopoli prendono 2 punti. Macchina inizia a muoversi con il numero 1 Exit RG Roberto Vecchione, 2 Eva Light Gaetano Di Nardo, 4 Epica Daghi Federico Esposito, 5 Stel Dark Giuseppe De Filippis, 6 Easter Lake Maurizio Cheli, in seconda fila 7 Helen degli Ulivi Mathieu Abrivard, 9 Essenza Griff Antonio Di Nardo, 10 Ecce Bombojet Vincenzo D'Alessandro Junior. Questi driver che si sfideranno in questa e nelle prossime 5 corse. Problemi per Helen degli Ulivi e si parte con la velocità di Easter Lake che cerca di andare a condurre impegnando Estelle Dark, prova a mantenere la figura di dentro ma non riesce, passa a condurre Easter Lake, rimane così seconda Estelle Dark, mentre in terza posizione allo steccato è Eva Light, punta in avanti con discreta decisione Ecce Bombojet che va a chiedere strada e la ottiene dopo meno di 400 metri di corsa. Ecce Bombojet, il favorito, è al comando. 29 per i primi 400 metri di corsa Vincenzo D'Alessandro, che ha fatto la mossa giusta per andare a sfilare nei confronti di Easter Lake, numero 7 che Helen degli rimane Ulivi in squalificato. seconda posizione avanti a Estelle Dark, mentre la risalita esterna tocca ad Essenza Griff. I primi 600 se ne sono andati con una frazione abbastanza comoda in curva e c'è Bombojet che ha sparato all'inizio per passare e ora cerca di rifiatare. C'è 1 minuto e 8 decimi per il primo giro, ma soprattutto 31 e 8 per la seconda frazione di gara. Lungo la curva di destra non cambia niente, se non che Essenza Griff cerca piano piano di avvicinare Ecce Bombojet, il quale è saldo leader al chilometro in 1.16.3, è seguito nelle mosse da Easter Lake, la quale precede Stell Dark. Poi gli altri con la rottura in coda da parte di Exit RG. Numero Siamo a 1 400 Exit metri dalla RG conclusione. squalificato. La retta opposta alle tribune in 14,5 accelera Ecce Bombojet per mettere in difficoltà coloro che vengono all'esterno. Prova a muovere in terza corsia Epica Daghi per aggirare senza Griff. Alla corda rimane ancora Easter Lake avanti Estelle Dark, poi Eva Light, la retta d'arrivo con Vincenzo D'Alessandro che la affronta in vantaggio con Ecce Bombojet, cerca lo stacco dai rivali, si muove in mezzo alla pista Epica Daghi che prova ad andare a recuperare, ma Ecce Bombojet è in netta evidenza pur calando nel finale. Ecce Bombojet regala 10 punti a Vincenzo D'Alessandro, al secondo finisce Federico Esposito con Epica Daghi, per il terzo posto invece è Giuseppe De Filippis che con Estelle Dark completa il podio. 1.15.6 ragguaglio cronometrico, tutto facile come da pronostico per Ecce Bombojet, Vincenzo D'Alessandro Junior per il training di Andrea Vitagliano, i colori di Vincenzo Vitagliano, proprietario del figlio di Wishing Stone e Rengajet. Vince facile con il partner partenopeo Vincenzo D'Alessandro, mentre per il quarto posto, per completare i punticini che poi potrebbero essere molto preziosi, finisce il 9 di Essenza Griff per Antonio Di Nardo, il 2 al quinto posto di Eva Light con Gaetano Di Nardo. La vittoria in apertura, i 10 punti sono per Vincenzo D'Alessandro Junior. Ecce Bombojet.